benvenuti ad una nuova lezione di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano. Oggi spieghiamo il termine lagnoso. Il termine lagnoso indica un soggetto che in Italia è svogliato, apatico, inerte, poltrone, negligente, pigro e scansafatiche. In Sicilia, lagnoso. Perché in italiano ci sono 10 sinonimi e in Sicilia no? Perché siamo lagnosi. Il lagnoso erroneamente si pensa sia un soggetto inoccupato, nulla facente, ma questa rappresentazione non corrisponde a verità. È molto più facile trovare tra i lagnosi impiegati anche nei pubblici uffici che, avendo la certezza del posto fisso, si lasciano prendere dalla fissazione che appena si alzano rischiano di farsi male. Attenzione però, non è vero che il lagnoso non fa niente durante le ore di lavoro e resta seduto. Per andare al bar si deve alzare per forza. È un filosofo e sa che chi lavora mangia, chi non lavora mangia e beve. È un credente, infatti ripete sempre la frase Dio vede e provvede. Se gli fai un torto lui non ti insegue per strada, ti dice corre quanto vuoi che tanto qua ti aspetto. Il lagnoso ad una scampagnata ti accorgi che è lagnoso perché in mezzo a decine di persone che si danno da fare sporche e sudate, lui sta al fresco, ben vestito e profumato. Il vestito elegante stride tra tante informalità, ma lui ripete se sapevo mi mettevo una tuta, una volta che ho messo la camicia non è che mi posso sporcare. Non è vero, perché al momento di mangiare sa la fotta a spesa e se si sporca dice vabbè poi se lava. Tanto chi lava? Lui? No, se fosse per lui andrebbe in giro con vestiti sempre zozzi e mai stirati. Lagnoso è un termine tutto maschile. Non ho mai visto una donna lagnosa che già al mattino lava e veste i figli, li accompagna a scuola, va al lavoro, torna a casa, prepara da mangiare e aspetta lui che dopo 6 ore di bar, da lui chiamato ufficio, torna a casa e dice ma oggi sono troppo stanco, ma che ho fatto? Niente, eppure sono stanco. Pensa se avessi fatto qualche cosa. Insomma, capiamoci, la lagnosia non è un vizio ma una virtù. È solo grazie ai lagnosi se l'uomo si è evoluto. Chi scopre la ruota? Un lagnoso che non vuole camminare a piedi. Da qui l'evoluzione che porta all'automobile. Ma siccome il lagnoso è lagnoso, resta lo stesso a piedi perché ci si dia pure a fare benzina. Quindi la lagnosia è quel rivoluzionario stato d'animo ecologista che salverà il mondo. Meglio lagnoso. Ripetete con me. Meglio lagnoso. Ci vediamo alla prossima puntata di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano. Non ti fa pigliare la lagnosia. E la mia casa è Piazza Grande.